per affrontare il caro bollette credo che quest'anno la cosa migliore sarebbe veramente una bella nevicata nel mese di novembre che ci metterebbe al sicuro dal dover fare tanta neve perché questo sarà il problema del prossimo inverno. Eh, Ormai il costo dell'energia è fuori controllo e per far neve purtroppo ci vuole tanta energia. Guardi, io le faccio un esempio concreto fatto sulla mia azienda: 12.000 euro di bolletta nel luglio del 2021 sono diventati 36 nel luglio 2022. Il preventivo che abbiamo fatto è che un'azienda che oggi spende 300-400 mila euro di energia, domani ne va a spendere sul 1.200.000. Questo rischia di essere un problema per le stazioni più piccole che veramente non avranno l'economicità sufficiente per aprire. L'impegno del prossimo inverno non è solo altissimo, tengo anche a dire che non va a riflettersi sul prezzo degli ski pass perché saremmo fuori mercato se lo facessimo. L'aumento degli ski pass assorbirà, diciamo, l'inflazione e neanche del tutto, perché abbiamo aumenti che si situano tra il 5 e il 10-12%, ma certamente non il prezzo dell'energia che è aumentato in una percentuale che va dal 300 al 500%.